ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura nuovi dettagli che arrivano dal duplice omicidio di Riposto nel Catanese, in cui Carmelina Marino e Santina Castorina sono state uccise a distanza di un'ora e mezza con alcuni colpi d'arma da fuoco al volto. La prima a lungomare, la seconda in via Roma. Ad ucciderle sarebbe stato Salvatore Lamotta, un pregiudicato in licenza straordinaria che di giorno lavorava e la sera tornava al carcere di Augusta. L'uomo, fratello di Benedetto Lamotta, ritenuto responsabile del clan Santa Paola Ercolano del gruppo di Riposto, si è ucciso all'esterno della caserma locale dei Carabinieri con un colpo di pistola alla testa. Pochi istanti prima aveva dichiarato ai militari di volersi costituire. Incidente mortale a Valderice nel Trapanese, la vittima è Antonino Franco di 72 anni. L'uomo si trovava a bordo di una moto Ape entrata in collisione con un'auto. Il sinistro si è verificato vicino a un ristorante tra le località di Napoli e Crocci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della municipale e i vigili del fuoco per rimuovere carburante e olio dall'asfalto. E ancora incidenti stradali in Sicilia, 2 a Palermo. Protagonista del dramma un diciottenne che la notte scorsa si è schiantato in via Pecoraino coinvolgendo diverse auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane prima all'ospedale civico e poi a Villa Sofia, dove è arrivato in codice rosso. Al momento il ragazzo si trova in coma farmacologico. Un altro sinistro, sempre nel capoluogo siciliano, ha visto coinvolta invece una donna di 66 anni investita mentre stava attraversando la strada all'altezza di via P3. Si trova in gravi condizioni al Policlinico. E dopo il maltempo che negli ultimi giorni ha imperversato su tutta la provincia di Ragusa, il sindaco Francesco Aiello e la giunta comunale hanno chiesto lo stato di calamità naturale per i danni registrati in città e specialmente nelle aziende agricole e serricole del territorio. La quantità di pioggia che è caduta in 2 giorni ha completamente inondato le campagne della fascia costiera, distruggendo le produzioni serricole in un momento cruciale della stagione agraria. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna alle 20 con nuovi aggiornamenti. A più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.